Benvenuti a questo nuovo numero di Tema che registriamo a Palermo nello studio del senatore del Partito Democratico Beppe Lumia. Puntata di Tema che dedichiamo naturalmente alla questione politica, economica, sociale che investe il Paese, quali prospettive per la Sicilia in vista anche di importanti appuntamenti elettorali che riguarderanno molti comuni siciliani, tra i quali proprio Palermo e Agrigento. Ne parliamo con il senatore Beppe Lumia, che ringraziamo intanto per l'ospitalità, e con il consigliere comunale di Agrigento Giuseppe Arnone. Cominciamo proprio da questa premessa. Il momento che viviamo è alquanto delicato per il Paese, lo è anche per la Sicilia. Crisi sociale, economica, la politica da più parti viene contestata. Lumia, come se ne esce? La situazione è grave, sia sul versante economico innanzitutto, ma anche sociale. E la politica è nella polvere, senz'altro, guai a negare questo dato. Come uscirne? Innanzitutto attenzione a un modo, quello più semplice, che magari sgorga dal cuore. Si è molto arrabbiati, a ragione, si è indignati, a ragione, si vuole spaccare tutto e spesso si hanno delle buone ragioni, e poi alla fine cosa prevale? La confusione, prevale il Masaniello di turno, prevale chi grida di più, progetti zero, credibilità vicina allo zero, e alla fine dopo qualche mese si scopre che quello che gridava di più poi si ritrova povero di contenuti, incapace come un bravo chirurgo di intervenire delicatamente su un corpo che rischia di morire, cioè la condizione economica e sociale soprattutto della nostra economia e dei nostri giovani. C'è un'altra via possibile, diversa da questo furore dell'antipolitica che vuole abbattere tutto, che rischia di dimostrarsi poi fragile? Sì, ed è quello che oggi manca, il rigore della politica, competenza, serietà, onestà, ma a servizio di un'idea progettuale, conoscere i problemi, vedere le soluzioni quali sono e poi avere il coraggio della decisione. Ad esempio, il nostro Paese deve avere il coraggio di abolire le province. Non si può tergiversare, non si può dire un giorno sì o un giorno no. Bisogna prendere una decisione netta sui costi della politica, ridurre il numero dei parlamentari, fare in modo che non ci siano due Camere, Camera e Senato, che si riproducono in modo ossessivo ribalzandosi le decisioni. Bisogna prendere una decisione di riduzione e perseguirla con determinazione. Ad esempio, il nostro Paese ha 27 autorità portuali e le autostrade del mare, spostare le merci, decide se un paese è competitivo oppure no. Così anche per la Sicilia, 4 autorità portuali. Il nostro Paese, la Sicilia, per il trasporto merci, oggi in difficoltà dall'aumento del gasolio, è decisivo avere le autostrade del mare, le navi che si spostano in sicurezza, che sono in grado di trasferire le nostre merci e fargli raggiungere le punte più avanzate dei mercati. Con 27 autorità portuali il mondo ride, ne bastano 3-4, in Sicilia ne basta una. Ecco perché è necessario avere una politica che sa decidere, che si prenda delle decisioni e intervenga. Abbiamo in Sicilia lo Statuto siciliano che non è applicato. Si parla molto dell'alto costo del gasolio, della benzina. Nello Statuto siciliano i tributi di questa partita che è legata all'estrazione devono restare in Sicilia e così si possono abbattere i costi. Naturalmente anche qui bisogna smetterla, alcune volte tirarla verso la Sicilia, alcune volte tirarla verso lo Stato nazionale. Bisogna avere un accordo degno, adeguato a quello che lo Statuto siciliano prevede, prendere una decisione e seguirla e applicarla. Insomma, ci vuole un taglio diverso, una buona politica, progettuale, rigorosa, che prende sul serio la crisi politica, che guarda i nostri giovani che stanno scappando via, la nostra agricoltura che è in condizioni veramente disastrose, la nostra pesca, il nostro commercio, e trova delle soluzioni mirate, serie, le individua, interviene e su quelle decisioni la politica si gioca la faccia. Se sono buone saranno premiate, se sono cattive saranno penalizzate.
E i prossimi appuntamenti elettorali, le prossime amministrative saranno un test probante per le coalizioni. Anche il Partito Democratico è in grande fermento e più in generale il centro-sinistra. Tra poco scenderemo proprio nel particolare di Palermo, parleremo ovviamente di Agrigento. Vorrei brevemente sentire anche Arnone sulla questione socio-economico-politica, come superare questo momento assai delicato. Ma mentre Beppe parlava io facevo alcune riflessioni e riflettevo ad esempio proprio su un servizio televisivo che lei ha fatto per spiegare ai cittadini l'importanza di una vicenda assolutamente emblematica di come la politica e la casta penalizza lo sviluppo e l'imprenditoria e come siamo riusciti in queste ultime settimane a dare un altro segnale di potente inversione di tendenza. Mi riferisco alla riforma delle ASI. Le ASI erano dei grandi carrozzoni finalizzati a pagare stipendi e gettoni di presenza ed emolumenti ai politici. Ad Agrigento abbiamo anche una vicenda particolarmente scandalosa. I consigli di amministrazione dell'ASI venivano riempiti dai sindaci con persone che avevano il lavoro, ad esempio, di guardia carceraria o di bidello in Lombardia o in Trentino, e grazie alla nomina nell'ASI, nell'area di sviluppo industriale, dove avrebbero dovuto dirigere lo sviluppo imprenditoriale, ottenevano il trasferimento e un po' di quattrini. Il contributo ovviamente che una guardia carceraria di Treviso o un bidello di Bolzano può dare allo sviluppo dell'imprenditoria ad Agrigento non c'è bisogno di commentarlo. Si è riusciti con questo governo siciliano a porre in essere una forte inversione di tendenza. Vi sono state resistenze, lotte, in un primo momento l'assessore Venturi, un imprenditore di cui possiamo essere orgogliosi, era quasi tentato di buttare la spugna, poi la tempra di siciliano di razza di Venturi ha avuto la meglio e Venturi oggi porta a noi siciliani la vittoria di restituire il mondo delle aree di sviluppo industriale al loro vero protagonismo, quello di creare occupazione, di dare supporto all'imprenditoria e al mondo del lavoro. O ancora, io mi vanto di essere riuscito a dare alcuni segnali importantissimi nella sanità agrigentina, rompendo le logiche di malaffare e di casta. Abbiamo mandato a casa con l'assessore Massimo Russo Manenti, che era l'uomo di Cuffaro e della mafia bianca, colui che è condannato per corruzione a Palermo in relazione alle vicende che riguardano l'ingegnere Aiello, la famosa clinica di Bagheria. E lì io voglio dare conforto ai siciliani, la realtà siciliana può cambiare. La clinica dell'ingegnere Aiello e di Bernardo Provenzano oggi, grazie all'azione di Massimo Russo, del Partito Democratico che ha supportato queste azioni di Russo, diventa un centro di salute di qualità europea che pone fine ai viaggi della speranza. E voglio anche aggiungere un'esperienza mia di queste ore. Ci stiamo battendo perché il reparto di urologia oncologica chirurgica che finalmente abbiamo all'ospedale di Agrigento venga messo in funzione al 100%, come chiedono i medici di quel reparto. Stiamo lottando all'interno della sanità agrigentina contro chi rompe volutamente gli apparecchi per impedire al chirurgo agrigentino che torna dal nord, carico di voglia di sacrificarsi per la sua terra e ricco di esperienza professionale importantissima, per impedire a questo chirurgo di operare i nostri pazienti che hanno problemi oncologici. Ad Agrigento il malaffare riesce a porre in essere simili turpitudini e la nostra forza che poniamo in campo deve essere quella di vincere questo malaffare e di far funzionare sempre meglio le nostre istituzioni. Questa è la risposta che credo si debba dare e che con Beppe Lumia, con Antonello Cracolici, con Marco Venturi, con Massimo Russo, col presidente Lombardo si è lavorati in questi mesi per poter finalmente dare al popolo siciliano, a prescindere da diritti fondamentali, qual è il diritto alla salute o qual è il diritto al lavoro. Io concludo, sono orgoglioso
di essere uno dei protagonisti di questa fase nuova della sanità agrigentina, ove i manenti vengono cacciati, i corrotti vengono cacciati e si riesce a porre fine ai viaggi della speranza, portando le professionalità siciliane che si erano trasferite per lavorare al nord Italia o all'estero finalmente a lavorare nella loro terra di origine in Sicilia. Governo regionale, Lumia, lei è uno dei più convinti sostenitori di questo governo di Raffaele Lombardo. Secondo lei qual è il punto di forza e qual è la sua valutazione complessiva dell'azione del governo siciliano? Prima di tutto le riforme. La vecchia politica da cosa parte? Prima le alleanze, prima gli accordi, poi se c'è tempo, se c'è spazio, guardiamo la realtà e se c'è un bagliore di attenzione facciamo qualche piccola riformetta. Poi nell'applicazione si cancella tutto. Dobbiamo rovesciare. Noi abbiamo detto, prima di tutto le riforme, con chi ci sta? Basta con gli schematismi, perché gli schematismi nella politica fanno solo danno. Chi pensa di avere tutte le ragioni da un lato e tutti i torti sono dall'altro lato fa il furbo e spesso nasconde anche imbrogli e spesso è anche uno schema che viene utilizzato per nascondere la propria miseria culturale e progettuale. Quindi abbiamo detto prima di tutto le riforme, ci sono le ASI, vediamo chi ci sta. Abbiamo sostenuto l'assessore Venturi e grazie a questo abbiamo scardinato un sistema di potere senza precedenti. C'è la sanità. Chi vuole riformare ben venga e anche lì abbiamo ottenuto un risultato storico senza precedenti. Attenzione, siamo all'inizio, ancora in ogni territorio, ad Agrigento, a Palermo, a Trapani, a Caltanissetta, ad Enna, a Catania, a Siracusa, a Ragusa, a Messina, in ogni posto siamo solo all'inizio. Ma finalmente uno squarcio in quella sanità sprecona, clientelare, inefficiente, di positivo, un bagliore di luce finalmente si è acceso. Ma ancora, lo stesso vogliamo fare con le camere di commercio. Non si scherza, non devono essere centri di potere, ma devono mettersi a servizio dell'impresa. L'altro ieri l'assessore Venturi ha lanciato un'altra sfida, il credito d'imposta. I soldi che dobbiamo dare alle imprese non devono andare a finire alle imprese amiche, devono andare a finire alle imprese che fanno due cose, più occupazione e più innovazione. E lo dobbiamo dare non più col sistema del contributo che va a finire nelle tasche dei corrotti e dei mafiosi o dei burocrati inefficienti. Deve andare direttamente all'impresa senza presentare un foglio, senza attendere un giorno. Loro fanno questi investimenti, più occupazione, più innovazione, più ricerca e in modo automatico deve andare loro il sistema del contributo che si chiama appunto credito d'imposta. Ancora sull'energia. Abbiamo detto per la prima volta nella storia, prima di tutto le riforme, spezziamo quel meccanismo burocratico e clientelare, affaristico mafioso delle autorizzazioni, con l'eolico che è diventato uno scempio per la Sicilia e così con il solare, Memori, riprendendo quel circuito del metano gestito appunto da Ciancimino e Provenzano. Ecco che è arrivato l'assessore Marino, che insieme a Massimo Russo, insieme a Marco Venturi, insieme a Caterina Chinnici, insieme all'altro per Carmelo Russo nei lavori pubblici, ecco che è arrivato il prefetto, il migliore prefetto d'Italia, che si è messo in gioco e sta facendo una polizia senza precedenti. E ricordo a tutti i siciliani che negli ultimi 6 mesi del 2011, dato ufficiale, la Sicilia nelle energie rinnovabili ha avuto una crescita la più importante d'Italia ed Europa. Ha avuto una performance perché le autorizzazioni sono state date senza pagare tangenti, perché tutto in regola, prima non c'era neanche un protocollo, chi arrivava prima e chi arrivava dopo, l'assessore Marino vigila con le forze dell'ordine in modo rigoroso e le imprese finalmente respirano, non devono fare fila, non devono andare a bussare alla porta di nessun politico, di nessun burocrate, hanno i loro diritti riconosciuti e si mette in moto un meccanismo. Ecco, questo è l'esempio che fa capire bene, prima di tutto, le riforme. Abbiamo, grazie a questo meccanismo, messo all'angolo il PDL, ma non con un pregiudizio, perché il PDL poteva sostenere e votare le buone riforme. Abbiamo fatto in modo che il terzo polo non diventasse la casa, no, utile per tenere bloccato il sistema, ma è diventato anche quello un'occasione, uno spazio politico per fare le riforme e abbiamo evitato che il centro-sinistra
venisse dilaniato da due gravissime malattie, centrosinistra, compreso il PD. La malattia del radicalismo sterile, di chi grida, di chi vuole cambiare il mondo, di chi annuncia grandi cambiamenti e poi non sa smuovere una penna verso il vero cambiamento. E a proposito, l'altro, sì. mi faccia finire questo importante concetto, quello del consociativismo, quello che di giorno si schiera con i progressisti, di notte fa le pastette, il modello Crisafulli che con Arnone abbiamo denunciato a più non posso. Invece abbiamo detto anche il centrosinistra deve svegliarsi. Anche il PD deve fare la sua parte in modo corretto, progetto, riforme, alleanze con chi ci sta. Così è nata l'esperienza della regione. Adesso si ha paura di questa esperienza, il terrore, perché il vecchio sistema, quello dove c'era il gioco delle parti, solo il centrodestra a governo e con un accordo anche all'interno di settori del centrosinistra all'opposizione perenne, questo gioco si è rotto perché nell'energia, nella sanità, sui rifiuti c'era un gioco senza fine dove gli affari e le collusioni mafiose ingrassavano. Adesso abbiamo rotto questi schemi. Abbiamo detto prima di tutto le riforme, prima di tutto le cose a servizio della Sicilia e la politica deve avere l'umiltà di accompagnare queste riforme. C'è paura, ma noi non solo la confermiamo, ma vorremmo che anche nelle città questo modo di fare, prima di tutto Agrigento, i suoi problemi e le soluzioni, prima di tutto Palermo, i problemi e le soluzioni, prima di tutto Trapani, i problemi e le soluzioni, per citare le tre grandi città che andranno a voto nei prossimi mesi, deve diventare il metodo per decidere chi è bravo sindaco, chi deve governare e quale sistema politico di alleanze deve accompagnare questo cambiamento. E a proposito di cambiamenti, altri due punti specifici affrontati dal governo lombardo, la nuova legge sui sindaci e poi anche quella che riguarda i termovalorizzatori, se ne è tanto discusso. Vorrei la sua valutazione, poi andrei da Arnone. Quella sui rifiuti è stata, insieme con la sanità, i primi due motori del cambiamento che ha scombussolato tutto, i giochi politici, gli affari e le collusioni mafiose. Sui rifiuti, sui termovalorizzatori c'era una cappa, un gioco micidiale, giocato sia nel centrodestra sia nel centrosinistra, accordi sottobanco che prevedevano non la soluzione sui rifiuti, perché guai anche lì a gridare e bloccare tutto, ma era una falsa soluzione. 4 inceneritori di vecchia generazione, di tecnologia anni 60-70, nel mondo invece si sono fatti passi in avanti notevolissimi anche in questo campo, chiamati termovalorizzatori di nuova generazione. Poi un gioco costosissimo. Noi sappiamo che col sistema degli ATO la Sicilia si è rovinata, tranne qualche piccola eccezione, il resto sono stati costi elevatissimi per i cittadini e sporcizia a non finire, e la differenziata che non è mai decollata. Noi abbiamo detto blocchiamo questo grande affare, l'affare del secolo, e abbiamo sottoposto a condizione il presidente Lombardo per dargli il nostro consenso, e per la prima volta nella Sicilia si è avuto il coraggio di cancellare un appalto su questi inceneritori dove c'era il gioco clientelare, burocratico, affaristico, mafioso certificato. Addirittura avevano fatto una gara che non era neanche stata pubblicata nel bando europeo, addirittura una gara che prevedeva investimenti di 1.600 milioni di euro, una cifra enorme, fatta come se fosse una caretta di 4 soldi. E poi imprese presenti che non avevano neanche il certificato antimafia. È stato cancellato tutto e finalmente abbiamo un piano rifiuti serio che ci evita il modello Napoli del no, di un certo modo di pensare l'ambiente stupido, che non ci fa però cadere nelle grinfie di chi vuole utilizzare, come dicono i mafiosi, i rifiuti per fare affari. Questo è il percorso che abbiamo messo in piedi, e l'elezione diretta dei sindaci l'abbiamo liberato da un vincolo micidiale del ricatto clientelare, del controllo del voto, perché oggi le prossime votazioni si può con più facilità
votare un sindaco e votare anche un consigliere magari che appartiene a un'altra lista. Perché no? Ci può essere un bravo consigliere in una lista e un bravo sindaco che sta in un altro schieramento. Perché il cittadino non deve premiare quel bravo consigliere comunale e il bravo sindaco? Quindi chi vuole quel sindaco lo deve sottolineare, e non è più un meccanismo automatico per cui tu voti un consigliere e magari poi automaticamente va verso un sindaco che tu non gradisci, e il ricatto quindi per amicizia, perché magari non vuoi deludere quella persona, ti costringe a votare un sindaco che non vorresti. Così finalmente le elezioni a sindaco saranno vere, il cittadino potrà scegliere il consigliere che vuole e il sindaco che vuole, senza nessun ricatto, senza nessun automatismo. Arnone. Ma io devo, come dire, vantare la mia amicizia con Antonello Cracolici, che in questi 2 anni all'Assemblea regionale ha messo in mostra doti che io già gli conoscevo, ma li ha messe in mostra in modo che non esito a definire da statista, riuscendo ad essere trainante e vincente su un terreno assolutamente pericoloso. E vale la pena di accomunare le 2 riforme, quella dell'elezione dei sindaci e quella che riguarda i rifiuti ai termovalorizzatori, perché mettono assieme il cemento del vecchio sistema di potere, anche nel consociativismo, anche nelle logiche trasversali più deteriori. Sarà un caso, alcuni di noi, Lumia ed io, Cracolici, non siamo molto amati da quello che una volta era in Sicilia il nostro giornale di riferimento politico, da Repubblica. E sarà un caso, una parte degli editori di Repubblica avevano interessi nel mondo imprenditoriale, come dire, che nutriva aspettative sui termovalorizzatori. Sarà un caso l'onorevole Crisafulli, che è all'interno del Partito Democratico il grande nemico di questa esperienza di governo, ha intimi amici, molto intimi e molto amici, che hanno colossali interessi anche in rapporto al vecchio sistema di potere del presidente Cuffaro nel mondo dei rifiuti e dei termovalorizzatori. Mi riferisco agli imprenditori Vulino. Questo per evidenziare il trasversalismo che si muoveva per far diventare la Sicilia la pattumiera inquinata d'Italia e forse d'Europa col meccanismo dei termovalorizzatori. Ma vi è di più, questo non è un caso. Qui abbiamo il libro che riporta le dichiarazioni alla magistratura di una persona molto incolta, diciamo, rozza culturalmente, come Maurizio Di Gati, ma quando Maurizio Di Gati parla del termovalorizzatore di Casteltermini e delle logiche dei termovalorizzatori, sembra quasi di essere in presenza di un ingegnere. E Di Gati dice: ci avevano contattati a noi di Cosa Nostra per essere parte del progetto affaristico imprenditoriale dei termovalorizzatori, e io Di Gati, capo della mafia della provincia di Agrigento, ero stato contattato per quanto riguardava il termovalorizzatore di Casteltermini. Tutto questo muoveva il vecchio centrodestra in una chiave consociativa con la sinistra, tra virgolette, e in una chiave di rapporto molto solido con la mafia e la imprenditoria mafiosa. E tutto questo è stato spazzato via dal presidente Lombardo. Perché io ho cominciato sempre di più a valutare che una persona come me doveva spendersi fortemente da movimentista, da legalitario, in favore di questa esperienza politica? Fui colpito quando io già valutavo positivamente la scelta che aveva fatto Lombardo da presidente del centrodestra di collocare Massimo Russo nel settore chiave del governo siciliano, cioè nella sanità, ben sapendo che uno come Russo poi non è che lo puoi governare, te lo chiami e gli dici: senti, dobbiamo affidare gli appalti a quello perché è amico mio. Una volta che nomini il Russo, con Russo puoi discutere, ma cose corrotte non gliene puoi far fare. Allora, sin dall'inizio io avevo guardato con una certa attenzione questi movimenti. Poi,
Quando su Repubblica leggo la indiscrezione nazionale che mentre Lombardo trattava le riforme con Antonello Cracolici e il Partito Democratico, secondo Repubblica, la procura di Catania stava già portando le manette a Palermo per arrestarlo, e poi tutto questo era una bufala finalizzata ad interferire nella dialettica democratica siciliana, ad impedire l'evoluzione di processi politici, allora mi sono fatto un'idea che su questa battaglia occorreva spendersi senza risparmio e persone come me dovevano prestare anche la faccia e l'immagine. E credo di aver avuto ragione. Io sono più esperto di Beppe delle esperienze delle elezioni comunali. Questa legge è una legge che restituisce al cittadino siciliano il piacere di scegliersi il sindaco. Come ho detto in un'altra trasmissione televisiva, oggi il cittadino siciliano è come quello che deve scegliere il ristorante dove andare a mangiare bene, e lo sceglierà in relazione al migliore dei cuochi che ha a disposizione. Questa legge consente oggi ad ogni agrigentino, ad ogni palermitano di valutare qual è, per quello che vede, il cittadino che può fare l'interesse suo, di suo figlio, di tutti i palermitani, di tutti i agrigentini, rivestendo la carica di sindaco, e sbaraglia il sistema clientelare. Concludo con una battuta all'argomento. Io ricordo ancora il sondaggio che dava per eletto Enzo Bianco a Catania, e quando i miei amici romani mi dicevano ma perché sei scettico? Spiegavo perché il sondaggio è fatto con un sistema elettorale che non esiste. Ai catanesi chiedono tra Scapagnini e Bianco chi vuoi, e ovviamente tra Scapagnini e Bianco la maggioranza l'aveva Bianco, ma non era quello che poi si andava a votare nell'urna. Nell'urna avevi il collegamento del consigliere comunale e il sindaco, che nel sondaggio non veniva fuori. La riforma di Antonello Cracolici e del presidente Lombardo ha tranciato questo legame, liberando l'elezione del sindaco da condizionamenti mafiosi, da condizionamenti clientelari. Noi abbiamo visto come la mafia è interessata, ce lo racconta sempre Di Gati in quello che è, come dire, una enciclopedia del malaffare riassunto per episodi specifici. Cosa Nostra si riunì, presieduta la riunione dal capomafia con tanti omicidi sulle spalle, per determinare la non elezione di Arnone, che avrebbe danneggiato la mafia, e favorire quella di Sodano, che secondo Di Gati e secondo Putrone si era già andato a mettere a disposizione. Quei vecchi meccanismi favorivano queste logiche deteriori. Questa riforma, diciamo, dà un colpo micidiale alla interferenza mafiosa e dei corrotti nelle elezioni del sindaco. Torno da Beppe Lumia. Ha senso proporre un referendum sull'alleanza di governo con altri partiti? Il referendum è uno strumento importante, fa bene sempre alla democrazia. In questo caso è un referendum falso, è un modo inutile, un modo per prendere in giro i cittadini. La classe politica oggi nel Partito Democratico viene eletta con le primarie e quindi ha un consenso popolare fortissimo. Alla prima decisione, mi sembra strano, alla prima decisione importante, che si ritorni ai cittadini. È come dire, i cittadini ti hanno votato direttamente, poi tu devi esercitare la tua funzione di decisione e tu per paura, per codardia abbandoni la nave e tenti di nasconderti tra i cittadini. Questo è un modo sbagliato. Le alleanze politiche sono fatte a servizio del progetto. E se c'è quel progetto di riforme, le alleanze politiche devono essere naturalmente accolte, e se c'è un dissenso, quel gruppo dirigente se ne va a casa. Ecco perché è un falso modo di rivolgersi ai cittadini attraverso il referendum sulle alleanze, ed è stato un bene che sia stato messo da parte. Concentriamoci sui problemi, concentriamoci sull'agricoltura, sui trasporti, sul commercio, sul turismo, sull'artigianato, concentriamoci sulle soluzioni e concentriamoci su quale classe dirigente, su quale sindaco, poi sì a seguire su quale alleanza costruire per cambiare finalmente e sul serio il volto delle nostre città, di Palermo, di Agrigento, di Trapani e della nostra terra di Sicilia. Arnone. Ma
io voglio essere ancora più duro su questo argomento e voglio partire da quello che correttamente prevedeva la vecchia legge siciliana, poi abrogata dai vari governi di centrodestra alla fine degli anni 90, per quanto riguardava il referendum contro il sindaco. Quella legge diceva che il sindaco poteva essere sfiduciato col referendum dopo un certo periodo, credo che fosse dopo 2 anni, ed era una legge che aveva senso, perché diceva che il cittadino deve prima verificare se funziona quel sindaco e non deve essere il sindaco sottoposto al ricatto immediato di chi dopo un giorno lo vuole mandare a casa, semplicemente per prendersi una rivincita, diciamo, dannosa per i cittadini. Ora, come è noto a tutti, l'onorevole Crisafulli non mi ama. In una recente riunione, diciamo, è andato pure abbastanza in escandescenze per un mio intervento molto netto sul suo ruolo negativo nel Partito Democratico in Sicilia. E non mi ama perché io dico le cose come vanno dette, taglio carne e ossa, dico pane e vino al vino, non mi faccio condizionare da logiche di appartenenza politica, di appartenenza partitica. Io appartengo ai siciliani. Dove voglio arrivare? È una follia quella che ha posto in essere Crisafulli e sono quasi più folli di lui, viene voglia di dire chi è più scemo, Carnevale o chi ci va appresso? Coloro che hanno consentito a Crisafulli il giorno dopo l'insediamento del governo lombardo, non il giorno dopo come battuta, cioè proprio questo si è insediato martedì e Crisafulli mercoledì, dopo 24 ore, ha iniziato a fare il referendum contro di lui. E qui siamo in presenza di logiche assolutamente deteriori che non consentono né al Partito Democratico e ai suoi uomini di lavorare serenamente per i siciliani, né allo stesso governo di poter porre in essere una pianificazione ragionata dell'attività che serve e che poi si è realizzata con le tante riforme che questo governo ha posto in essere. Ma vi è ancora di più. Che garanzie di affidabilità do io ai miei interlocutori politici quando ritengo di mettere in piazza nel referendum il rapporto con loro? Se io concludo un'alleanza, la concludo per fare una serie di cose e misurerò l'alleanza sulle cose che riusciamo a fare o non riusciamo a fare. Se io infilo un elemento destabilizzante come quello, a prescindere facciamo un referendum e come finisce, finisce, io non sono in grado di porre in essere quello che in politica è il valore principale, l'affidabilità dell'alleanza sui contenuti. E questo è il punto. E Crisafulli è Lupo, che è andato appresso a Crisafulli. Io ho votato Lupo, ma devo oggi dichiarare pubblicamente di esserne ampiamente pentito. Proprio oggi c'è una intervista di Antonello Crisafulli che condivido, e di Antonello Cracolici che condivido, che appunto Cracolici sfiducia sostanzialmente Lupo per la sua incapacità di mantenere la barra dritta, di assumere decisioni, di indicare al popolo del Partito Democratico, che lo ha chiamato ad un ruolo di leadership e di governo, quale sia la traiettoria che occorre percorrere. E disastri politici assoluti come la uscita dell'UDC e l'indebolimento del governo regionale sono da attribuire in larghissima parte alla incapacità del Partito Democratico di esprimere una linea coerente. Se non vi fosse una leadership forte all'Assemblea regionale con Cracolici e gli amici e i compagni che lavorano con lui in quella sede, il disastro sarebbe assoluto e totale. Fortunatamente abbiamo chi tiene la barra dritta, mentre vi è chi con la barra ha fatto delle palette per giocare tutt'al più sulla spiaggia a ping pong. Ed un'altra questione alquanto delicata è legata alle amministrative. Veniamo adesso a Palermo, le elezioni per il sindaco. Diego Cammarata si è dimesso, il PD cosa farà? Lumia come pensa di muoversi? E poi altri punti interrogativi, Rita Borsellino, Leoluca Orlando, cosa succederà a Beppe Lumia? Lumia lavorerà per evitare che si riproduca il vecchio schema,
quello che ha rovinato la città di Palermo, quello che sta rovinando tante città, che ha rovinato Agrigento e che rischia di rovinare tante altre città, sono circa 200 che andranno al voto nei prossimi mesi. Qual è il vecchio schema? Prima le alleanze, prima i giochi all'interno della politica, prima gli accordi sottobanco, poi vediamo quale sindaco dobbiamo scegliere, il programma e progetto è una cosa per gli scemi che sarebbero i cittadini. Dobbiamo rovesciare, prima di tutto, il progetto, il programma. A Palermo dobbiamo dare una svolta senza precedenti. Palermo è una città sporca e che si sta impoverendo, piena di disoccupazione, dove creare sviluppo. Dovremmo prendere Palermo e rivoltarla come un corsino, cominciare dal porto, aprirla alla città, fare dentro il porto attività commerciali, fare dentro il porto scelte senza precedenti con l'acquario, fare una teleferica che è in grado di collegarsi con Monte Pellegrino, fare in modo che tutta la litoranea che arriva fino ad Aspra, Bagheria, del mare, la cosiddetta via Messina Marina, diventi lì un luogo dove si possono costruire centinaia di grandi alberghi e tutto il mare con degli stabilimenti diventi un posto bellissimo, con spiagge attrezzatissime, pulite, con depuratori che funzionano, il risanamento dei quartieri, fare la metropolitana, perché Palermo senza metropolitana è una città da 4 soldi. Insomma, bisogna fare scelte che trasformino la città. Ecco perché ci vuole un sapere progettuale. Non bisogna più ritornare all'antico cambiamento orlandiano, chiacchiere, annunci, voglia di spaccare il mondo e poi risultati pessimi, oppure al vivacchiare di Cammarata, quello clientelare che ha ucciso la città, che l'ha dissipato. Ci vuole invece una svolta vera, competenza, alzarsi la mattina e fare, verificare dei risultati, avere il coraggio di prendere decisioni, innovare, fare in modo che la città cambi volto e si facciano delle cose concrete, piccole, la pulizia, ma anche cose grandi, cambiare la città radicalmente. Lo stesso si deve fare ad Agrigento. Le piacerebbe guidare Palermo? Mi piacerebbe guidare questo progetto. Molti mi aspettano al varco e li deluderò. Al solito, prima Lumia e poi il resto. No, prima il progetto. Lumia deve essere a servizio di questo progetto, e se troviamo dei giovani che hanno voglia di incarnare con serietà, non con spirito giovanilistico, ci sono giovani e sono peggio dei vecchi, non bisogna guardare all'età, ma se ci sono giovani dentro, persone che hanno la voglia di modificare la città, di cambiarla radicalmente, di mettersi a servizio, ecco qui, di una coalizione senza steccati, senza pregiudizi. Mi dispiace che la Borsellino parta prima dai pregiudizi, con quello non ci sto, con quello non ci sto. Se ci sono delle liste pulite, li possiamo oggi verificare, se siamo in grado di fare un'antimafia che è quella che sto apprezzando e che l'antimafia per cui sono disposto a dare la vita, per cui mi sono beccato 4 condanne a morte, tra cui quella appunto che Di Gadi racconta e che Arnone riporta nel suo libro Romanzo criminale. Sono pronto a dare la vita per un'antimafia che sa coniugare legalità e sviluppo. Ecco perché sto guardando con simpatia al tentativo che Arnone sta facendo a Agrigento, perché anche lui nella sua città, con la crescita che lui sta avendo, con la crescita, con la maturazione, con l'esperienza, oggi lui è uno che la città di Agrigento la conosce a menadito, ma non solo la conosce a menadito, via per via, problema per problema, difficoltà per difficoltà, risorse, intelligenza per intelligenza, ma conosce anche le soluzioni. Ecco perché quell'antimafia che sa coniugare legalità e sviluppo deve essere premiata, deve governare, deve diventare sindaco, deve diventare consiglio comunale, deve diventare assessore, deve diventare fatto concreto di trasformazione della città. L'antimafia, quella che svolazza, o peggio ancora, i maneggioni, i clientelari, gli uomini che colludono con la mafia, quelli le dobbiamo archiviare. Abbiamo bisogno di una terza via, l'antimafia operativa, progettuale, rigorosa, che è in grado di cambiare il volto della nostra città ed evitare quello che sta avvenendo in silenzio, che da tutte le crisi, che sono tante, non vorrei trascurarne nulla, nessuna è quella più vergognosa,
l'abbandono piano piano in silenzio di tanti giovani, dei nostri migliori talenti, sia che hanno studi eccelsi, sia che sono anche giovani bravissimi ma che sanno lavorare, si sanno spaccare la schiena, che in silenzio vanno via e che stanno disertificando le nostre città. Ecco, ci vuole un cambio di passo e io, per come sono conosciuto, non ho paura di mettermi contro chiunque, anche grandi nomi, pur di mettermi a servizio di un cambiamento progettuale, operativo che Palermo, Agrigento, Trapani, le tante città della Sicilia che andranno a voto hanno finalmente bisogno. Quando pensate di poter fare sintesi a Palermo? Con le primarie avremo questo passaggio il 26 febbraio e lì non si scherza. Tutte le chiacchiere cadranno a voto e quando ci sono le primarie non bisogna fare i furbi. Partecipo, se perdo me ne vado. Partecipo, se perdo e vince un altro non mi metto poi al servizio di chi vince. Primarie addomesticate, come sono state fatte nel passato, non se ne devono più fare. Se no distruggiamo questo strumento. Un PD dilaniato dalle controversie, dalle fratture interne, queste anime che convergono e poi si separano, a chi giova? Cioè, questo Partito Democratico in che modo pensa di essere convincente con gli elettori che poi sono determinanti? Anche il PD deve cambiare passo, anche il PD la deve smettere di frequentare i vecchi sentieri della politica ormai nella polvere, ormai senza senso. Il PD è nato per cambiare la politica, non per farsi cambiare dalla politica, se no non serve questo PD. Il PD serve per abbattere gli steccati, non può prima stabilire quale steccato e poi le cose da fare. Il PD si deve mettere al servizio, deve imparare ad andare in campagna e vedere come lavorano i nostri agricoltori, deve entrare in una bottega artigiana e capire quali sono le difficoltà e dare loro risposte concrete, deve conoscere i giovani, quali difficoltà hanno, dove vivono, dove si aggregano, la loro disperazione e le loro speranze, deve ritornare nelle parrocchie e capire cosa avviene lì, deve entrare in un gruppo di volontariato che si occupa dei minori, dei disabili, dei tossicodipendenti, degli anziani, deve andare insomma in tutti i luoghi reali della vita che articola una comunità. Un PD così è utile, non un PD che si riunisce e passa il suo tempo a darsi delle mazzate in testa l'uno contro l'altro. Serve un PD, e questo vale per qualunque partito, che sia in grado di diventare un luogo di comunità dove ci sono buoni ideali, ma dove c'è anche una classe dirigente che sa fare, che sa progettare, che sa decidere, che rischia la vita se è necessario, che sa assumersi le responsabilità. Il PD, se non fa così, non serve a niente. Arnone, lei già da diverso tempo ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Agrigento, ma proprio in queste ore alcuni organi di informazione annunciano una notizia che, se confermata, sarebbe molto rilevante per gli agrigentini, ma anche per i dirigenti siciliani del Partito Democratico. In meno di 20 giorni il segretario cittadino del Partito Democratico, nonché dirigente regionale del PD, Piero Luparello, secondo indiscrezioni, ma al momento non smentite, diverrebbe il candidato del centrodestra nella città di Agrigento, seppur tramite movimenti civici. Sarebbe sicuramente una notizia, se confermata, clamorosa. Come la accoglie Arnone? Ma accolgo questa notizia con dolore, perché è una notizia che viene ad allontanare gli agrigentini dalla politica e dà alla gente il senso che la politica sia un mondo dove il senso del ridicolo non è presente, dove quei muri di decoro e di dignità che normalmente disciplinano i consessi civili nella politica non vi stanno più. Io stimo Luparello come una persona per bene, come un professionista medico, chirurgo, assolutamente apprezzato. Però ho dolore e tristezza perché francamente conosco la serietà del giornalista e del giornale online che ha diffuso, non smentito, questa notizia, il dettaglio con cui è stata diffusa appunto dal giornalista Lelio Castaldo e da Sicilia 24H, e diciamo il mondo politico in tutti i suoi ambienti conferma
la veridicità della notizia e le trame sottostanti, il nuovo rapporto con questa associazione di centrodestra di emanazione alfaniana che è Epolis, il ruolo di questa nuova associazione costituita una settimana addietro, che si chiama Societas, nei locali della Curia, e quindi un contesto che vorrebbe imbrogliare gli agrigentini, far comprendere agli agrigentini che Luparello è stato colpito come Paolo sulla via di Damasco E Polis sostiene comunque di essere apartitica, di non essere vicina ad Alfano. Lei ha notizie diverse? Come direbbe mia nonna, te muzzica o iteddu, e mia nonna mi diceva di mordere il ditino quando voleva dimostrare che mi erano spuntati i dentini e quindi non avevo più il diritto di credere alle favole. Epolis è un'associazione di centrodestra che mira a proporre, in un gioco delle parti ben registrato, il candidato all'onorevole Alfano. La città di Agrigento ha un'idea chiara, che Alfano di Agrigento se n'è strafregato in questi anni e che Alfano ha dato ad Agrigento le peggiori bufale, la sindacatura di Piazza, la sindacatura di Sodano. Se abbiamo il disastro nella città di Agrigento, Alfano ha la sua rilevantissima quantità di responsabilità. Allora Alfano è anche uno intelligente, lucido, pensa che presentare Luparello come direttamente il suo uomo non farebbe un bel gioco a favore di Luparello, ed ecco queste sigle fantasma. Legambiente è un'associazione seria, lavora ad Agrigento non negli ultimi 4 mesi prima delle elezioni, lavora ad Agrigento dal primo giorno all'ultimo dell'anno e da sempre. Quando abbiamo invece sigle che vengono fuori con persone che si sentono assessori in pectore soltanto nell'imminenza del voto, gli agrigentini, che non sono affatto stupidi, comprendono qual è che è il giochino che sta alla base. Io sono triste per la mia città, io penso che gli agrigentini, come dire, danno la risposta che io immagino a queste manovre, attorno a Luparello o a chi altri. Ma sono triste per la mia città perché chiunque a Palermo o a Roma leggerà che Alfano ha scelto il segretario del Partito Democratico per candidarlo a sindaco e si farà un'idea degli agrigentini diciamo molto ma molto negativa, come la si è fatta degli ondeggiamenti incredibili di Marco Zambuto. E tutto questo ha un riverbero pesantissimo sulla capacità di risolvere i problemi. Io ho portato in televisione in queste settimane 2 assessori regionali rilevanti, di grande peso politico, importanti per affrontare e risolvere i problemi degli agrigentini. L'assessore alla sanità, che tanto sta facendo per la salute degli agrigentini, e l'assessore alle attività produttive, che rappresenta anche quella Confindustria della lotta contro la mafia e per lo sviluppo che è un punto di riferimento della nuova Sicilia. Ora, chi sta fuori Agrigento vede queste logiche pirandelliane del così se vi pare, che il candidato del più grande partito del centrodestra, scelto dal segretario nazionale del centrodestra Alfano, è quello che sino al 30 di dicembre del 2011, cioè 3 settimane addietro, era il segretario cittadino del Partito Democratico di Bersani, dà un'idea a chiunque abbastanza negativa della serietà della città. E vi è una incapacità poi di rapportarsi con le istituzioni. Io pongo a disposizione degli agrigentini e del popolo delle primarie, se prima ancora il Partito Democratico deciderà di farle queste primarie benedette, l'autorevolezza che io ho conquistato in questi anni. E voglio concludere con una battuta questo ragionamento sulla scarsa autorevolezza di chi si muove come una bandiera al vento di non pregiata qualità e sulla necessità invece di proporre un'autorevolezza che risolve problemi. Io non mi vanto delle medaglie che pure Penditi come Di Gati appuntano sul petto mio o di Lumia. Quando Di Gati dice portai le armi a Provenzano per uccidere Lumia, dice un fatto che non ha bisogno di grandi parole per essere compreso. O quando Di Gati racconta le riunioni per non fare eleggere Arnone sindaco. Non è questo che io
intendo presentare come mio biglietto da visita agli agrigentini? Intendo presentare l'autorevolezza che ho avuto quando ho ottenuto dal Parlamento nazionale l'approvazione di una legge scritta di pugno da me, speciale per Agrigento, l'unica legge speciale per Agrigento, che ha consentito di sbloccare le sanatorie edilizie nell'area Guimangini e soprattutto di fare introitare al comune di Agrigento, credo, una cifra attorno ai 15 milioni di euro, che è quello che ci ha evitato il fallimento del comune col licenziamento degli impiegati. Ora, questa è la mia carta di credito e posso esibirla per la credibilità con la quale all'epoca, oltre 10 anni addietro, avevo un ruolo a Roma al Ministero dei Lavori Pubblici. Non venivo visto come una bannera di Cannavazzo, per dirla con un'espressione che la dice lunga sui contenuti, e credo che alla città sia necessario avere amministratori che emanino serietà e autorevolezza. Lei si propone per le primarie, per la scelta del candidato sindaco del Partito Democratico di Agrigento, però lei, Arnone, la tessera non ce l'ha del Partito Democratico, e allora come si mette? Ma diciamo che siamo semplicemente a oggi alle comiche. In questo momento da Roma mi stanno rimborsando le spese di viaggio e di permanenza per il convegno a cui ho partecipato venerdì 13 col segretario nazionale Bersani. Il mio intervento era previsto poco prima di quello conclusivo di Bersani, per avere un'idea del mio ruolo all'interno del Partito Democratico. Il nostro quotidiano nazionale pubblica abitualmente, e credo di essere quello che ha scritto di più sul tema del governo siciliano con Lombardo e il Partito Democratico. Poi ad Agrigento vigono regole del tutto anomale e particolari, per cui non si apre il tesseramento, si rifiuta di fare le tessere non solo ad Arnone, che è il vero obiettivo, ma a qualunque cittadino voglia recarsi per fare le tessere. Ad Agrigento abbiamo un partito che è democratico nel nome e non democratico nei fatti. Ma voglio ricordare che Arnone da solo nel 2008 ha ottenuto il 20% dei voti degli agrigentini col vecchio sistema elettorale, e il candidato di capo di casa, avendo le liste, il simbolo, i soldi, i deputati, eccetera, eccetera, soltanto il 15%. In un sistema democratico chi prende il 20 è il capo, chi prende il 15 è la minoranza. In un sistema tipografico, cioè che si avvale delle tipografie che stampano le tessere, chi è che ha in mano le tessere fasulle comanda, ma noi siamo in uno Stato e in un partito democratico, per cui la chiarezza delle vicende non può che emergere in tutta la sua solarità. Vedremo anche questa vicenda. Lumia, due cose brevemente. Vicenda, l'eventuale candidatura del medico Luparello, ex PD, tramite Movimento Civico, Arnone sostiene con l'imprimatur di Alfano. Che sapore ha per il Partito Democratico? E poi la candidatura di Arnone ha un significato agrigentino, oppure nella città di Angelino Alfano ha un significato ben più ampio? Sulla vicenda dell'ex segretario cittadino fino a qualche settimana fa è una storia triste, speriamo che non si consumi, spero che si ragioni bene e si eviti una soluzione di questo tipo. Su Arnone ho sempre pensato così: quando una comunità va al voto, vinca il migliore. È bene che la comunità di Agrigento si guardi dentro, si dia realmente un criterio giusto per decidere il miglior sindaco, abbia l'opportunità di valutare le scelte, la coerenza, la capacità. Con Arnone spesso non abbiamo condiviso alcune scelte sulle primarie, su altre opportunità, però riconosco che sta maturando in lui una qualità che è rara trovare, la capacità di coniugare legalità e sviluppo. È rarissima averla in una comunità, e quindi utilizzarla, metterla a servizio di tutti i cittadini, farne uno strumento di governo della città, è una scelta che andrebbe valorizzata, andrebbe sostenuta dal Partito Democratico, da tutte le formazioni politiche. Penso che possa essere una scelta apprezzata da tutta la comunità, almeno la parte onesta, quella che ha nel cuore, al di là degli steccati politici, la voglia di cambiare la propria comunità e avere una guida che sa coniugare legalità e sviluppo. Gli riconosco queste doti, vedo in lui questa maturazione, lo vedo crescere, e mi auguro che questa candidatura
sia apprezzata come le altre che verranno fuori e che alla fine si possa dire vinca realmente il migliore. Bene, chiudiamo qui questa puntata di Tema. Ringraziamo il senatore del Partito Democratico Beppe Lumia che ci ha ospitato nel suo studio di Palermo. Grazie al consigliere comunale e candidato sindaco di Agrigento Giuseppe Arnone. Grazie a voi amici telespettatori che ci avete seguito. L'appuntamento è ad una prossima puntata di Tema. Arrivederci.